Buonasera a tutti e benvenuti con Novis. Il scendi di Gardischie, Linda Tomasinsic, domande aiuto ai comuni limitrofi, alla regione e al Ministeri per gestione delle presenze sempre più grandi di migranti sul territorio. Le rivadi sono doppiate dall'anno passato, come il numero di foreste e afferma le prime cittadine, al passo dal 10% che è dai residenti. Tomasinsic fa sapere che dal passato lui, più o meno 400 persone sono stati trasferiti in altri comuni d'Italia, ma il flusso è continuo e costante. E resta problematica la situazione al Cara, che cumula ospite 600 migranti, il tripli dal previeduto. Ogni dì diversi migranti dormono e berge, che si giunti in scodis davanti alle caserme dei carabinieri, per il fotosegnalamento. Il NUF Cuviera là di tira dentro l'Europa sul tema dell'immigrazione, lo ha detto queste mattine il presidente di Regione Federica, commentante la nuova emergenza migranti che interessano Dome Gardisce, ma anche Trieste, Gorizia e Udin, o quindi passare alle lotte ideologiche che perché l'immigrazione è bene o male in assoluto, alla giunta Federica che è clandestina e va contrastata e che è regolare, favorite. Arriverà con una ore di probabilità a novembre la nuova vaccine Covid-19 proteiche componute dai frammenti proteici dal virus che potrà essere doprate tanto che reclame e che potrà essere somministrata anche a chi che hanno avuto 3 dosi. La sua introduzione, riferisce il direttore delle cliniche di malattie infettive delle aziende universitarie sanitarie Friul Central Carlo Tascini, è ieri stata annunciata a settembre, ma EMA l'ha domandata di altre informazioni, come il virus si pant con più facilità, ma con patologie, scrive Tascini, più liseris che per più non hanno di essi trattati in ospedale. Vincenzo Paglialonga, l'uomo di 41 anni, indiziato per l'omicidio di Lauretta Toffoli, Copade, in Socchiase di Vie de Vale, di mai passata, è stato condannato per rapine e lesioni a 6 anni, 20 mesi e 20 disce. La pena è stata deciduta dal gruppo di Udin Carlotta Silva, che ha accettato le domande dal PM Lisa Calligaris. Da orde accuse, 22 dicembre del 2021, Paglialonga si è impadronata dal cellulare di un vicino e alla procurata e su rapinate lesioni guaribili in 4 disce, tutti impugnando una pistole che ieri state chiavate stropur rosse. Lauretta Toffoli è stata decopata intanto che Paglialonga si chiatava ai arresti domiciliari proprio perché streate. Il difensore, avvocato Pier Giorgio Bertoli, ha annunciato ricorsi in appello. Chiapà di male in un tiampo, un uomo di 75 anni, è morto. Non sono commentati i soccorsi sanitari, prestati dopo di misdia, ciopule, dulà che ambulanze e elicottera sono arrivati dopo la domanda di aiuto al 112. L'uomo è stato colpito in un arresto cardiocircolatorio, per lui non è stata altri di fase, no decretare il decesso, condotta di tutti i risprovi di rianimazione. Incidente sul lavoro per un spedizionier di Tresesin di Lung di qualche operazione di sciariat che era in corsa o piscina. L'incidente è succeduto di lungo le strade per Vienne, poco prima di misdì, quando che per cause si incorse accertamento bande dei carabinieri, il corriere di 55 anni alla perduta par di un dete intanto che era da ora dopo un transpallet. L'uomo è stato soccorso ormai e trasportato all'ospedale di Catinara. Intervento di ignoto per Chiatà, un escursionista trevigiano di 34 anni, disperduto in Val Montanaie. L'allarme è saltata attorno ai genio di e si è concluduta alle 5 di mattina. Sul Chiampa hanno operato gli squadri dal Veneto, che è la stazione di Ciline del soccorso alpin. All'estate il pari dell'escursionista allarmai soccorso in mattina sul Tarta, aveva sintuto il FI che aveva comunicato l'itinerari che Alvarez la Daur. Con l'aiuto dei carabinieri si è ceduta la ultima celle telefoniche taccate, le statiatate squadre dei soccorridors sulla queste furlane al bivac Perugini. Robarie di notte al For de Luisa di Vial Palme a Udin. I malvivenza Torres Dos sono entrati in tai locali traviers de puarte dal magazzino d'ogni dei laboratori quando che ieri scominciata la produzione dal pan. In post cons sono arrivate a zone bar dei registratori di casse e si sono impadronati di più o manco 300 euro. Si sono slontanati dopo senza lasciare nessun segno di rompimenti. I titolari si sono acquasi di robarie in Torres 3.
Tornare a chiese dal studente di Via Longhiarie a Udin sarà dal 2017 per lavori di ristrutturazione e sempre più un miraccio. Il Consiglio dei studenti dall'Ateneo Furlan al domani regione comune che ha una soluzione che va di là e poi economiche per pagare il fit. Per altri a Udin è sempre più difficile che alloggiamenti e fischi vengono pagati di 200 euro in su a sono destinati a altri aumenti. Il Consiglio dei studenti all'evidenza di non essere mai stato coinvolto in queste proposte sulle possibili alternative, sbolanta anche la soluzione di Via l'Europa Unite e al domande di essi chiappat più dentro delle decisioni. Per i crediti fiscali, per il super bonus 110% in Friuli Venezia Giulia sono stati sbloccati 100 milioni. Il presidente di Confartigianato, Graziano Tilati, al fatto sapere che alle da ora ve richiaduti positivi l'azione condotta a livello nazionale per avere sclarimenti delle agenzie desentrate sulla gestione dei crediti fiscali e assa i bonus edilizi. In virtù delle circolari esplicative di che SDIS, più o manco 100 milioni di crediti incagliati in regione, 71 milioni per super bonus e 29 per altri bonus, a sclaristi lati, a poi di scominciare a sbloccarsi, tornando sia nei micro e piccoli imprese, anche artesani che hanno conceduto sconti in fatture. Si accende domani in poco più di 3 mesi il bonus dal psicologo di regione alla fatto registrare numeri importanti dall'inviamento delle procedure. Il quadro è stato presentato dall'assessore regionale Alessia Rosolen a domandare l'uso ridotto gli sfantatis, il 76%, il 65% frequente il liceo, il 41% all'altra 14 e 16 anni. Che spacchetti di finanziamenti di 300.000 euro sarà anche la possibilità di supportare più o manco 600 domande se si sceglierà a novembre. Alle tempi invece fino a Vinas, il 24 di ottobre, per domandare il bonus nazionale, sono già 6.229 le domande arrivate all'INPS della nostra regione e per beneficiare il covente ve un esempio basso di 50.000 euro. Il contributo al va di 200 a 600 euro. Novi salfinisce chi si torna io di domani. Buone serate, mandi.